Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Vi ringrazio per aver accolto l'invito a questa occasione di confronto. Penso sia un momento importante, siamo a 15-16 giorni dalle votazioni per il rinnovo del prossimo Consiglio regionale e abbiamo il piacere di avere con noi uno dei candidati presidenti, per me il migliore che c'è in campo. Poi adesso iniziamo, come dire, la serata e sono sicuro che ce ne andremo convinti tutti della stessa idea. Dico alcune cose come introduzione, poi lasciamo spazio a Renato. Chi vuole poi fare un intervento, una domanda, cerchiamo anche di essere sintetici, come dire, pratici. C'è nel tavolo all'ingresso un foglio dove poter scrivere nome e cognome, poi magari chiedo a tutti di farlo girare insieme a una penna. Poche domande importanti perché ovviamente approfittiamo della sua presenza, ma mesi che gira e risponde a centinaia, anzi a migliaia di domande con interesse e con competenza. Per cui insomma non aspettiamoci di fare 50 domande. Dicevo prima, dico un paio di cose. La prima mi sembra doveroso, anche se, come dire, il contesto non è quello come dire, forse più adatto, però sono qui non solo in qualità di candidato ma anche in qualità di sindaco e davanti a, non lo so, 100-120 concittadini. Credo sia importante dedicare 2 parole, 10 secondi a fare gli auguri ad Alessio, che è un nostro giovanissimo concittadino che ieri ha avuto un bruttissimo incidente, sta lottando. Ne abbiamo salutati anche da poco di ragazzi giovani, non lo vogliamo salutare, gli facciamo un grosso augurio di tornare qua. Grazie a tutti, lo vogliamo ancora tra noi, gli mandiamo appunto un grosso augurio e diciamo a tutti i ragazzi di stare attenti. La vita è un soffio, stiamo attenti. 3 cose. La prima: in questa sala e nelle sale, nelle piazze che si sono riempite in questi mesi, c'è la Sardegna che crede in se stessa. L'abbiamo scritto anche nei volantini che avete, nei pieghevoli che avete nelle vostre sedie. C'è una Sardegna che crede in se stessa, che non ha bisogno di essere telecomandata da destra, da sinistra, da Roma, da Milano, da altrove. C'è una Sardegna che vuole decidere, che vuole farsi carico delle responsabilità, mettersele sulle spalle, essere consapevole delle sue scelte e anche responsabile eventualmente dei suoi errori, come lo siamo tutti, che ci facciamo carico delle nostre esistenze, delle nostre famiglie, e lo dobbiamo essere anche come comunità di Serramanna e come popolo sardo. Come comunità di Serramanna abbiamo creduto in noi stessi anche di recente. Faccio qualche esempio. Qua ci sono tante persone che nel corso di questi 2 anni di mandato mio da sindaco hanno avuto qualche occasione in cui secondo me se ne sono resi conto. A gennaio di 2 anni fa praticamente, abbiamo allestito in 4 giorni, un hub vaccinale per il Covid, che mai c'era stato a Serramanna,
Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto noi amministratori, cittadini, associazioni come la Croce Verde, come l'Associazione Anziani Non i Vigili, come i Barracelli, tutta la comunità si è rimboccata le maniche e ha detto c'è da fare uno sforzo, noi ci riusciamo e abbiamo vaccinato 1000 persone. Abbiamo affrontato poche settimane dopo un altro grosso problema che era relativo a un ponte che ci sta tanto a cuore, no? E mi sono preso la responsabilità di chiuderlo, cosa che non era avvenuta nei 30 anni precedenti. L'abbiamo chiuso, abbiamo fatto un progetto, abbiamo fatto una perizia, abbiamo fatto un progetto, abbiamo appaltato i lavori, abbiamo fatto i lavori, abbiamo riaperto il ponte, tutto in 8 mesi. E sarebbe potuto essere anche più breve se qualcuno non avesse comunque voluto mettere qualche bastone tra le ruote, ma non importa, siamo stati più forti anche di quello e quindi ci abbiamo creduto, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto e in pochissimo tempo abbiamo risolto un grosso problema. Poi, per passare a cose più leggere, 2 anni fa, per Natale, ci siamo detti che facciamo? Cosa ci inventiamo per Natale? Cosa ci siamo reinventati? Gli Spassilladas, dove la festa eravamo noi. Cos'era la festa? I serramanesi che passeggiavano, che si godevano i negozi aperti, l'animazione, il centro del nostro paese, il centro storico. E anche lì ci abbiamo creduto, c'era tutto il paese coinvolto, le associazioni culturali, sportive, di volontariato, i cittadini, le attività che hanno aperto il sabato, la domenica. Ci abbiamo creduto e l'abbiamo fatta e abbiamo dimostrato che crediamo in noi stessi, che quando vogliamo facciamo cose nuove, le facciamo bene e ne siamo orgogliosi. E questo vale per una manifestazione, per un problema sociale o sanitario, o vale per un'infrastruttura. C'è una Sardegna che crede in se stessa, che non abbassa la testa, non sta a piangersi addosso, si rimbocca le maniche e fa le cose. E secondo me oggi parleremo di questo e oggi la coalizione sarda, la candidatura di Renato vuole dare questo segnale, vuole dire c'è una Sardegna che non sta aspettando che arrivi un altro a dirci cosa dobbiamo fare, come si vive la vita, di cosa ci dobbiamo interessare e che cosa invece non ci interessa. Lo scegliamo noi. Dobbiamo poi dirci che c'è un tema importante sulla nostra terra. Questa terra dobbiamo dirci che è la nostra, dobbiamo ripetercelo che è la nostra, che l'abbiamo avuta in dono, ce ne dobbiamo prendere cura e la dobbiamo tramandare meglio di come l'abbiamo ricevuta. Forse qualcosa in passato si è sbagliato, forse abbiamo sacrificato qualcosa, ma non siamo qui a puntare il dito contro nessuno, siamo qui a dirci che adesso è il momento in cui dobbiamo fermare le servitù, qualunque se siano. Noi dobbiamo vivere di libertà, non di servitù. Dobbiamo dire basta a certe imposizioni e dobbiamo scegliere il nostro futuro, il nostro destino. E di futuro parleremo, perché, come sapete, il tema di oggi è questo, la Sardegna di oggi, giusto per dirci da dove stiamo partendo, ma soprattutto la Sardegna del futuro. E il futuro è già oggi. Il fatto che siamo qui, in 120, 130, 150, non lo so quanti siamo, le sedie sono circa 100, e non so quanti saranno collegati, ma non importa. Il futuro è già oggi perché noi oggi qui ci siamo per decidere che cosa dobbiamo fare dal 25-26 di febbraio per i prossimi 5 anni. O, se posso permettermi, per i prossimi 20,
perché non stiamo qui a guardare dall'oggi al domani, dobbiamo guardare al futuro della nostra terra, al futuro delle nostre comunità, al futuro delle nostre famiglie. Io ho 2 figlie, una di 5, una di 3 anni, e devo poter guardare a cosa sarà il futuro per le mie figlie quando ne avranno 20 o 25. Quando parleremo di istruzione, io devo poter essere sereno del fatto che c'è un programma, c'è una regione, c'è un'isola che le mie figlie le vuole vedere tra 20 anni eccellere. Non abbandonare gli studi a metà strada, non conoscere le lingue, non avere competenze. Ecco, non voglio dilungarmi sui 1000 temi che riguardano il nostro futuro, perché è meglio, come dire, che lasci spazio a chi si è assunto l'onere di guidare questo percorso, e lo ringrazio, e credo che da parte di tutti noi ci voglia un ringraziamento. Ci vuole una grande forza di volontà e ci vuole tanta competenza, e io in tutti questi mesi che sono, come dire, un po' più vicino, un po' più attento al lavoro che sta portando avanti il nostro candidato presidente, ci metto 2 mani sul fuoco, 2 mani, 2 piedi, ci metto tutto sul fuoco, sul fatto che qui ci sono tante di quelle competenze che non ne potrei desiderare di più, e c'è visione, c'è prospettiva. Ma questo poi, come dire, lo valuterete anche voi. Però, l'ultima volta che l'ho presentato eravamo a San Luri, ho detto, ha fatto tante cose importanti 20 anni fa, no? da presidente della regione, ma non parliamo del passato, parliamo del futuro. Adesso parleremo del futuro. Comunque, grazie davvero a tutti per essere qui. Chi vorrà intervenire dopo, per intervenire. Ringrazio anche chi mi ha dato una grossa mano a organizzare questa iniziativa, gli altri candidati che sono presenti anche qua in sala, e anche chi nelle prossime settimane, come magari ha già fatto ora, ci supporterà e ci aiuterà a portare a fare la scelta migliore tanti nostri concittadini. Parentesi, e chiudo veramente, nei tavoli che ci sono di là ci sono un bel po' di mazzetti di programmi, di santini, eccetera, eccetera. Mancano 15 giorni, ne prendete 15 a testa, una persona al giorno, e questo percorso avrà il suo bel fine. Va detto. Si vincono anche così certe battaglie. Renato, iniziamo da loro. Come vuoi? C'è un foglio con dei nomi scritti là dietro, chiedo alla regia Sara. Iniziamo con qualche intervento e poi diamo spazio al candidato presidente. Io sono la prima. Ah, perfetto. Ale. Anzi, che conflitto. Buonasera a tutti. Una rivoluzione gentile è il titolo del programma della nostra coalizione guidata da Renato Soru, e sono anche le parole che mi stanno accompagnando in questo percorso da quando ho deciso di candidarmi. Sono Alessandra Locci, ho 43 anni,
nata e cresciuta a San Gavino Monreale e vivo a Serramanna da 14 anni. Sono laureata in scienze economiche a Bologna e dopo un breve periodo in Inghilterra sono rientrata alle radici. Scusate, un po' di emozione. Da allora sono impiegata bancaria, ho due bambine di 7 e 11 anni. Cerco anche di dedicarmi alla comunità, quindi sono volontaria nella protezione civile, attivista in un'associazione nazionale pari merito che si occupa di parità di genere in ambito economico. E faccio parte del Consiglio di Istituto Comprensivo Serramanna San Massi, di cui sono la presidente. Questa è un'esperienza molto importante. Da genitore mi sta dando la possibilità di scoprire le dinamiche interne della scuola e ho scoperto tanto impegno e tante competenze da parte di tutti gli organi coinvolti. Come genitore vedo anche tanto impegno da parte degli insegnanti e tantissime competenze. Competenze presenti in tutta la Sardegna, eppure la nostra scuola è vecchia. La scuola è vecchia, i nostri figli vanno a scuola con le stesse modalità nostre, di come andavamo noi, ma addirittura dei nostri genitori. Gli orari sono più o meno quelli, ci sta seduti nei banchi per 5-8 ore, nell'attesa, i ragazzi sono in attesa della ricreazione per potersi muovere un po', aspettano l'ora, 2 ore di sport a settimana. Che la scuola non funzioni ce lo dimostrano anche i tassi di dispersione scolastica. Abbiamo degli indici che sono tra i peggiori in Europa. L'indice dei NEET, i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono avviati in nessun percorso di formazione, sono oltre 23 su 100 in Sardegna. Ci sono tanti fattori che incidono su questo, ma sicuramente sull'istruzione si può lavorare. Col PNRR ho visto ci sono già tanti fondi stanziati per la scuola, in innovazione tecnologica, innovazione digitale, ma è importante che chiediamo che l'innovazione non sia soltanto per 2 lavagne digitali o 4 computer. L'innovazione nella scuola dovrebbe essere anche e soprattutto nei contenuti e nelle modalità appunto della scuola. Quindi mi riconosco nel nostro programma perché la priorità è l'istruzione, una delle priorità è l'istruzione. Si parla di creare nuovi patti educativi di comunità, dove venga coinvolto attivamente il territorio con le associazioni, gli artisti, gli anziani. Gli anziani sono il nostro patrimonio e dovremmo riuscire a coinvolgerli perché sono la nostra storia, sono tradizioni, sono cultura, sono lingua sarda, sono maestri di lingua sarda, quindi è giusto coinvolgere loro. Dobbiamo rafforzare i servizi all'infanzia, bisogna includere materie come l'educazione all'affettività, alla sessualità, educazione al consenso, lingua e storia sarda non dovrebbero mai mancare in una scuola in Sardegna. Perciò si parla di una scuola di comunità, di una scuola con un tempo lungo in cui il pomeriggio ci si possa dedicare all'arte, alla musica, allo sport, alle competenze digitali. Tutti i ragazzi ormai hanno almeno uno strumento digitale, è giusto che la scuola li guidi in un uso consapevole di questi strumenti. Sono convinta che possiamo e dobbiamo cambiare, perciò vi chiedo di votare e far votare Vota Sardegna della coalizione sarda di Renato Soru, perché tutti insieme dobbiamo e possiamo realizzare questa rivoluzione gentile. Grazie. Sara, mi puoi dire se c'è qualche intervento programmato? Ah, eccolo, sta arrivando il foglio, perfetto. C'è la valletta oggi. Posso anche io dopo? Perché non mi sono alzato. Ti segno io. Tazzucchi, accomodati, il palco è per te. Vieni, vieni.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Dal mio una piccola domanda, qual è il primo consiglio che avrebbe voluto avere nella sua vita e che oggi darebbe ad un giovane? Prendiamo un po' di domande e tu intervieni. Ok, perfetto, quindi prendiamo tutte le domande, tutti gli interventi e poi passiamo. Mariano Cadeddu, se ho letto bene. Perfetto. Prego Mariano. Buonasera a tutti. Io sono un candidato della lista di Rifondazione Comunista, faccio parte insieme alle compagne Michela, Cristina ed Efisio e dico questo, due parole giuste o due, perché la partecipazione nostra nella lista di Renato è legata al 2004, non è nata ieri, è nata nel 2004 e quando ci proposero nella discussione nei mesi precedenti cosa facciamo? Sinceramente ci siamo guardati in faccia fra i compagni. Renato mette in piedi una rivoluzione, punto, basta. La parola rivoluzione per noi era già sottoscritta sotto le righe delle righe delle righe, punto. E da lì siamo partiti a capire cosa si poteva fare insieme. E ci hanno chiesto, perché lo dicono, ma cosa ci fate voi con Renato? Cosa ci facevamo nel 2004 con Renato? Quello che abbiamo fatto. E la frase che ci è venuta in mente è quella che era venuta in mente a un grande presentatore che per sua sfortuna cadde in disgrazia. Dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti? Siamo rimasti lì. Si è fermato per 15 anni tutto un processo di idee, di volontà e di progetti che hanno bloccato la Sardegna. Quando si è discusso con Renato cosa fare, non ci ho discusso io, ci ha discusso ovviamente il mio rappresentante, si sono messi due o tre punti, quelli che per noi sono alla base della nostra identificazione, cioè le servitù militari, ovvio. È ora che si finisca di essere come si dice, la servitù della servitù. Tutti passano, si puliscono i piedi e se ne vanno via. La questione energetica, e dirò due cose, in quanto sono parte in causa. Io lavoro a 6 chilometri da qua, lavoro nella sottostazione di Terna. Terna fino a 2 anni fa non sapevo neanche che caspita era, è la società che Enel divise nel 1999 e si occupa della parte delle linee di alta tensione, della parte del trasporto dell'energia. Dico solo due cose, poi aggiungerò la questione energetica, la transizione energetica non esiste se non c'è una transizione culturale dell'energia e dell'uso dell'energia. Ne abbiamo discusso nelle sedi più disparate di questa roba qua. Cosa vuol dire transizione culturale? Dico, oggi noi siamo qui in questa sala, l'energia che ci produce per funzionare anche questo microfono è prodotta, secondo voi, dal vento, dal sole o ancora da una centrale elettrica che funziona a gasolio? Da una centrale elettrica che funziona a gasolio. Cosa vuol dire transizione culturale? Che dobbiamo metterci in testa che domani, nel 2025, quella centrale è chiusa per decreto. E se noi non pensiamo che quella centrale è chiusa per decreto, ci deve essere qualcosa che la sostituisce, ma insieme a quello sostituisce i posti di lavoro, sostituisce una serie di problematiche. Noi non possiamo fare un tavolo di un giorno. Va messo in piedi un tavolo sulla transizione energetica e culturale non di un giorno, di 20 anni. Ci si siede ogni giorno per capire qual è la soluzione del giorno dopo. Perché questo è. Se noi parliamo di numeri, 1 giga che consuma la Sardegna, la regione Sardegna consuma 1 gigawatt per tenere in piedi il sistema, con quello che abbiamo oggi noi. Se togliamo le centrali elettriche, che funzionano ancora termoelettriche, quindi la famosa decarbonizzazione, per funzionare il sistema ci servono 6 giga per tenere in piedi oggi la luce
che ci permette di parlare oggi qua dentro. È semplice da spiegare? Non è semplice. Ci vuole tempo, ci vuole discussione, ci vuole persone competenti, come ha detto Renato, persone competenti, non persone che parlano alla pancia. Noi abbiamo aderito al discorso di Renato perché non parliamo alla pancia, parliamo a futuro. Spiegare il futuro è molto più difficile di parlare alla pancia. La pancia funziona oggi per domani. Quello che noi vogliamo dire non è oggi per domani, è oggi per domani, dopodomani, per 20 anni. Cioè riuscire a mettere in piedi un sistema che quando mi alzo fra 20 anni non c'è un problema che non so come funziona il sistema. L'abbiamo deciso, lo possiamo decidere noi. E insieme a quello, e chiudo, c'è un problema sostanziale in una regione come questa, che è quello della sanità. Ne ha parlato Renato nei suoi incontri, discussioni varie. Il problema della sanità, quando ho detto dove siamo rimasti alla Dirindin. L'hanno demolita senza aver messo in piedi nessun sistema pari a quello che la Dirindin scrisse in quegli anni. E questa è la vergogna più grossa che abbiamo vissuto in questi 15 anni. Non avere più il dottore di base, non sapere se ti alzi la mattina e ti senti male, dove vado? Vai alla guardia medica, se c'è ti se non c'è ti arrangi, trovati qualche altra, vai al pronto soccorso. Ma è normale che un sistema nel 2024 sia tornato indietro, come ha detto Renato ieri, al 1925? Forse non lo so, però questo è. Chiudo dicendo una cosa che mi ha detto, che poi mi ha consigliato una persona che era a Tirso quando ha fatto la presentazione a Renato. I candidati sono 4, no? E se tu prendi come se fosse un gratta e vinci, lo dicevo a Luciana prima, dietro la Todde, se tu gratti, abbiamo 3 personaggi, non faccio i nomi, ma chiunque ha partecipato e sa di politica in Sardegna, quei personaggi sono dietro. Ci hanno messo la faccia di questa ragazza, ma dietro le decisioni e le posizioni le prenderanno altre persone. E sono le stesse persone per cui noi oggi siamo qua per combattere quel sistema. Se gratti dietro Truzzo non voglio neanche dirvi che cosa c'è. Se gratti dietro la Chessa, c'è la Chessa, e lei e basta. Se gratti dietro Renato, ci siamo noi quelli che ha scritto Renato, siamo noi, siamo i sardi. Siamo quelli che dobbiamo combattere ogni giorno per riuscire a rivoltare e a ribaltare il sistema. Grazie. Grazie Mariano. Daniele Tuveri. Daniele, ci sei? Allora andiamo a Sara Carta. Sei iscritta a parlare? È un'omonima? Antonello? No, hai detto a me di metterlo. Vieni. Buonasera a tutti. Non so, magari qualcuno mi conosce, io sono di Serramanna, ho 52 anni, faccio l'operaio, lavoro in un'azienda che diciamo è di distribuzione merci a Villa Cidro e niente, e volevo parlare di lavoro, ma non lavoro per me o il lavoro per i giovani. Come stava dicendo il nostro sindaco, praticamente anche io ho 3 figli, una ragazza di 30 anni, lei è laureata, insegna lettere, quindi insomma lei è abbastanza affermata. Ho un ragazzo di 21 anni, lui è diplomato all'alberghiero, e una bambina di 12 anni che va alle scuole medie. Quello che mi preoccupa a me, anche come stava dicendo Gabriele, più che altro sono gli ultimi 2 figli, perché questo ragazzo ha praticamente 21 anni, già da oltre 2 anni è stato costretto ad andare via dalla Sardegna. Insomma, un anno ha lavorato qua in Sardegna, si è trovato bene, però non trovava le condizioni per essere soddisfatto. I motivi, insomma, si sanno, però comunque. È andato nelle Marche. Nelle Marche, diciamo, si è trovato molto meglio. Perché?
mi ha spiegato il perché lì veniva trattato da persona, da un lavoratore, una persona. Diciamo, parlando anche con gli amici di mio figlio, si sono confrontati e si sono viste le differenze delle strutture che fanno lavorare i ragazzi nel settore diciamo delle strutture alberghiere, turismo, la differenza che c'è qua rispetto ad altri posti, la differenza di trattamento, di paga, di tempo libero, perché insomma uno va a lavorare però dovrebbe avere anche un po' di tempo libero. E quindi niente, io volevo fare questa domanda: cosa si può fare per questi giovani che non siano costretti, ma che per loro sia solo una scelta ad andare fuori? Niente, chiudo qui, grazie. Grazie Antonello. Manuela, vieni. Vieni qua di fianco a me così. Grazie. Allora, io ho 3 argomenti da proporre. Uno, trasporti interni. Noi cittadini di Serramanna, come cittadini del Medio Campidano, non abbiamo la possibilità di usare mezzi pubblici se non per andare a Cagliari o Oristano, insomma. Faccio un esempio: abbiamo un sacco di rapporti con San Luri, perché ci sono scuole, c'è l'ASL, c'è l'Agenzia delle Entrate, insomma abbiamo un sacco di rapporti con San Luri. Non abbiamo la possibilità di andare a San Luri con un pullman, quindi secondo me è indispensabile che ci sia una linea su gomma per i trasporti, perché altrimenti, e non solo con San Luri, questo è solo per fare un esempio, ma se non c'è un incremento nei trasporti pubblici non possiamo parlare né di turismo, né di accessibilità, né di ecosostenibilità e di inclusione. Un altro argomento è, questo riguarda tutta la Sardegna, è l'Istituto dei Ciechi della Sardegna, che durante il governo Soru è stato trasformato da ente di beneficenza, diciamo così, a azienda pubblica di servizi alla persona. Quindi l'ha fatto lei ed è stato trasformato ai sensi della legge 23 della tanto criticata Dirindin. Ad oggi, allora, questo Istituto dei Ciechi dovrebbe essere il punto di riferimento in tutta la Sardegna. Ci sono circa 4.000 ciechi e questo dovrebbe essere il punto di riferimento per le istituzioni scolastiche, per le famiglie, per tutte le persone cieche e per tutti coloro che vi ruotano attorno dal punto di vista professionale di supporto. Ad oggi la Regione stanzia circa 240.000 euro all'anno, però l'Istituto dei Ciechi non ha ancora un consiglio di amministrazione, perché ahimè i vari presidenti che si sono succeduti si sono, diciamo così, dati da fare per nominare di 6 mesi in 6 mesi un commissario straordinario che non si capisce cosa faccia di questi 240.000 euro, perché di fatto organizzano così mostre, concerti, eventi, convegni e così via, ma niente di tutto
ciò per cui è stato trasformato, ripeto, Agenzia Pubblica per i diritti alla persona. La terza cosa, il terzo argomento è l'artigianato, che era, direi, tutelato dall'Istituto Isola, che mi risulta che sia stato abolito anche questo quando c'era lei, e quindi insomma non mi pare che abbia mai avuto comunque, so che avevano anche deciso un simbolo per riconoscere l'artigianato sardo, ma non è mai stato utilizzato questo simbolo. Credo importante, perché altrimenti, se vogliamo parlare di identità, questi lavori vanno tutelati. Grazie. Grazie Manuela. Giampiero? Buonasera a tutti. Io sono nuovo di Serramanna, ma molti di voi senz'altro non mi conosceranno. Mi chiamo Giampiero Frau, arrivo da Elmas, abito a Serramanna già da una decina d'anni. Mi trovo bene, tutto sommato mi trovo bene. Sì. E via. Allora, una domanda un po' a bruciapelo per il nostro futuro presidente. Ho letto un po' il programma, bellissimo. Si parla spesso di Sardegna libera, di pace, quindi riconquistare il nostro territorio. Quindi la domanda è questa: cosa ne pensa della Sardegna, quindi zona franca? Zona franca, perché per legge noi siamo in zona franca, quindi volevo sentire da lei cosa ne pensa, ok? Grazie. Grazie a te Giampiero. Giovanni. Io non parlo dei miei figli, sono cresciuti, per cui hanno la loro strada e va bene. No, io volevo parlare di alcune cose, una delle quali è la riforma costituzionale di cui si parla, che in pratica presuppone un'organizzazione dello Stato nel quale, se cade il Presidente, cade tutto. E non va bene, chiaramente, non sono d'accordo. Però oserei dire che questo sistema c'è già, perché io ho vissuto gli anni 90, quando c'è stata la prima elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di regione, che secondo me ha presentato alcuni aspetti negativi. E io spero che prossimamente il presidente Soro, quando sarà eletto, cerchi di eliminare o attenuare questi difetti e difficoltà. Quali sono? Il concetto principale che è stato usato allora era: rendiconterò e valuterete fra 5 anni. Non va bene, non va bene. I presidenti, quando anche i sindaci eletti per 5 anni, salvo non cadano per motivi diversi, devono rendere conto tutti i giorni alla comunità che li ha eletti. Bisogna che inventino sistemi di confronto e di partecipazione adeguati ad affrontare i temi del giorno, perché io ho grande fiducia anche in parte dei politici. Io ne ho conosciuti di bravi, ma ne ho conosciuti tantissimi meno bravi. Però anche i bravi hanno necessità di vedere le tesi che sostengono, molte volte in maniera anche approfondita e giusta, devono vederla verificata sentendo i concittadini se sono d'accordo o meno, perché altrimenti diventano avanguardie che non hanno esercito.
La partecipazione permette di confrontarsi, di verificare e di correggere anche tante cose che magari possono a prima vista apparire ben fatte e scoprire invece che così non è. Io ricordo una trasmissione televisiva di molti anni fa dove in una mostra di pittura c'era un signore vestito dimessamente che guardava un quadro e non era soddisfatto. E l'artista, vedendolo insoddisfatto, si avvicinò e gli chiese: ma cos'è che non va? È fatto male. Il cavallo sembrava che potesse saltare fuori dal muro, dal quadro. E le disse: cos'è che non va? C'ha schiuma in bocca. E allora? I cavalli, se non hanno il morso, non hanno schiuma in bocca. Il carrettiere aveva corretto un bravo artista e l'artista aveva accolto il suggerimento e gli aveva messo il morso al cavallo. Questo per dire che il buonsenso può essere nelle persone più umili che ci sono. E le persone che mandiamo a rappresentare dovrebbero considerare l'insieme delle cose. Vorrei accennare a una questione soltanto. Io ho collaborato con uno dei pochi bravi che ho conosciuto, con Luigi Cogodi. C'è un problema in Sardegna, non solo di servitù militari, ma anche di modalità di accesso nei territori, per esempio costieri, da parte di chi è all'interno, o viceversa nelle montagne da chi è invece vicino al mare. Io credo che anche in materia urbanistica, ma anche di onerosità per chi vive in quei posti, debba essere verificato meglio di come non si è fatto finora. Per esempio, le seconde case sono prevalentemente nelle coste. I comuni costieri hanno introiti notevoli derivanti da questo. Ma le ricadute dal punto di vista dei problemi non sono solo dei comuni costieri, sono anche di altri, che però queste risorse non hanno accesso. Io credo che di cose di cui parlare il Presidente Soro per verificare la bontà del programma e la sua attuazione, oltre che con le risorse che ci sono in Regione, perché anche qui bisogna sfatare qualche pregiudizio. In Regione ci sono qualifica importanti, personaggi capaci, molte volte sono stati messi da parte da politici che non vedevano la rispondenza culturale e politica con queste persone. Noi dobbiamo anche lì, credo, Presidente Soro, fare in modo che si sentano tutti i dipendenti pubblici di regione e di comune non solo parte di comunità, ma al servizio delle comunità, non al servizio del sindaco o del partito che lo esprime o del presidente della regione, ma dei cittadini che attraverso le tasse e tante altre cose permettono alla macchina di funzionare. Però se ci mettiamo a parlare tutti, io ho già parlato abbastanza, credo che possa bastare. Grazie. Grazie. Carlo, adesso? Okay. Sì, grazie, buonasera a tutti. Io sono Carlo Tomasi e sono, quindi lui mi guarderà male, in conflitto di interessi perché sono candidato con il progetto Sardegna. Quindi farò solo una sottolineatura alla Presidente, alla Renato Soro, insomma. Diceva anche Alessandra prima la preoccupazione forte per la scuola, insomma, quindi il programma è quello che bisogna sviluppare perché parla di rivoluzione gentile ma sempre rivoluzione, cioè l'abbandono scolastico, insomma la dispersione scolastica è veramente una cosa che non si può sopportare nel 2024 in Sardegna, quindi ci sarà veramente da lavorare, da fare una rivoluzione perché noi sappiamo che la scuola, Presidente, è dove tutto nasce, dove si formano i cittadini del futuro, i nostri cittadini, i cittadini sardi.
con quel tipo di responsabilità a cui accennava prima Gabriele, no? Che si devono mettere sulle spalle il nostro futuro, il nostro destino, e se però non ci mettiamo mano continueranno da Roma a farci questo dimensionamento scolastico. Guarda, è stata una cosa drammatica affrontare queste come dire, tagli continui alle autonomie scolastiche. Autonomie scolastiche che alla fine hanno spazzato via interi paesi, no? Perché tutti ci insegnano che dove non c'è la scuola non c'è una comunità. Ecco, questo sta succedendo, quindi questa è una delle fortissime preoccupazioni che abbiamo. L'altra sottolineatura, e c'è nel programma, a cui insomma ho partecipato, al programma dell'aspetto della sanità, ve ne racconto solo una per dire come siamo messi ormai in sanità. È una situazione drammatica, io non voglio ripercorrere, no, gli anni scorsi dove forse si stava meglio o veramente benissimo. Voglio parlare di oggi e del domani, questo mi sembra il programma della rivoluzione gentile, cioè dobbiamo pensare al futuro. Il primo, ne racconto uno e lascio lo spazio al Presidente. Il 1° gennaio mi sono trovato davanti a una situazione veramente paradossale. Una famiglia mi ha chiamato per fare cioè non riuscivano a vestire un morto, quindi è una cosa terribile. Non riuscivano a vestire il morto, perché? Perché non c'era un medico che avesse fatto una constatazione di morte, perché i medici non devono essere due, uno constata e l'altro accerta. Beh, mi sono dovuto rimettere la mia borsettina, andare come dire, a constatare in maniera non troppo piacevole, perché si trattava sempre di un morto, per cui anche di un vecchio amico, per dire che c'è veramente un paradosso, questa carenza di medici, che però non è una carenza, è una distribuzione completamente falsata. Le città che hanno abbondanza, insomma, veramente una situazione terribile. Con le ASL, Presidente, con le ASL, caro Renato Soru, che sono in mano ormai veramente quasi di cosche, no? Per cui non c'è più merito, ma ci sono gli amici degli amici, e la cosa è grave in tutti i settori, ma nella sanità, dove viva Dio ci vuole davvero competenza, insomma è una cosa gravissima. Solo questi spunti. Grazie a tutti e lottiamo per la rivoluzione gentile. Grazie Carlo. Intanto ci sono 4 posti, se ci sono 4 donne che vogliono sedersi qua davanti, vengano pure, se non ci sono 4 donne vengano gli altri. Ok, Renato, ci siamo? Sì. Vai. Ancora saluti, buonasera a tutti e a tutti, grazie per essere venuto e grazie a Gabriele e a tutti quelli che hanno aiutato ad organizzare. Stiamo facendo le registrazioni in streaming, ormai le facciamo da tanto tempo, ne abbiamo fatto 60, 70 e io ho l'imbarazzo ogni giorno, la difficoltà di provare a dire delle cose nuove ed è sempre più difficile. In effetti nelle campagne elettorali, che anch'io ho fatto nel passato, prima o poi trovavi una traccia, trovavi un disco e lo ripetevi, lo portavi avanti. Il fatto che ogni volta sei registrato non ti permette, e non parli solo alle persone che sono qui, ma parli anche ad altri, non ti permette di poter mettere un disco, insomma, perché stiamo facendo un dialogo giorno per giorno, non solo che non inizia oggi e non si concluderà questo pomeriggio, stasera. E quindi è davvero sempre più difficile provare a dire qualcosa di nuovo, perché alla fine gli argomenti li abbiamo trattati tutti, gli argomenti che riguardano le difficoltà della nostra regione, le emergenze, i bisogni, le aspettative, i tanti temi a cui anche voi avete accennato e soprattutto le opportunità
che il tempo meritano di essere discusse. Qual è il primo consiglio che avresti voluto ricevere, che ti senti di dare a un giovane? Devo dire la verità, io ringrazio molto mio padre e mia madre, mi hanno dato tutti i consigli che potevano dare, non mi sembra che ce ne sia qualcuno che si siano dimenticati. Ho avuto la fortuna, come si usava allora, di averli vicini, di vivere tutti i giorni. Allora si usava ancora pranzare e cenare a tavola tutti insieme, è un'abitudine che qualche volta si è persa. Vabbè, sono stati genitori molto bravi, affettuosi, molto onesti, lavoratori, come si dice, e sono mancati anche presto, quindi io ne ho un grande ricordo. Quello che sì, mi hanno insegnato l'onestà, davvero, non rubare, non fare male, e poi mi dicevano sempre di non esaltarmi troppo se le cose andavano bene e di non scoraggiarmi troppo se le cose andavano male, di avere la forza di rialzarsi, insomma, di ripartire. Il consiglio che quindi forse mi sento di dire è questo qui. Uno, di avere coraggio, di non aver paura. Perché le cose possono anche andare male, ma se uno ha paura e non si mette in gioco ha già perso, è già sconfitto in partenza. Quindi aver coraggio, non aver paura, non esaltarsi nei momenti in cui le cose vanno bene, ma non considerarsi mai sconfitto, rialzarsi, ripartire. Di sapere che ciascuno di noi ha un talento, anzi ne ha tanti talenti, perché la vita poi è fatta di tante cose, non è solamente il successo, non è solamente la fama, non è solamente la ricchezza, è fatta soprattutto di amore, di amicizia, di solidarietà, della vita insieme agli altri, del senso di comunità, anche della partecipazione politica, alla vita pubblica, è un elemento che dà una grande ricchezza. E quindi ciascuno ha un talento, ne ha tanti, e abbiamo ciascuno di noi il dovere di fare il meglio del nostro talento, per noi stessi e per gli altri. Per esagerare, qualche volta ho detto quando mi è capitato, ciascuno di noi, se può, ha il dovere di fare il capolavoro della propria vita, non accontentarsi di niente di meno, proprio fare un capolavoro di questo tanto che siamo, non accontentarsi di sciuparla questa vita, perché è preziosa, perché è ricca di tante opportunità e può essere piena per noi stessi e per gli altri. Poi, siccome siamo qui a far politica, oggi c'è da dire subito, sì, ma quanti muri ci sono, quante difficoltà, quanti steccati che ci impediscono di mettere a frutto i nostri talenti, di utilizzarli al meglio. La scuola che manca, il luogo in cui si nasce, il fatto che si nasce in famiglie povere, ma possono essere povere economicamente, povere di educazione, povere socialmente, povere di amicizie, povere di tutto. È più difficile allora mettere a frutto i propri talenti e trasformarli in un capolavoro. E viene il compito della politica che ci dice che dobbiamo affrontare la vita tutti insieme, dobbiamo affrontare la vita in una comunità, in uno spirito che ci lega, uno spirito. La rivoluzione francese, che non è stata attuata, diceva libertà, uguaglianza e fraternità. Pensa un po', stare assieme tutti come fratelli, a volte è difficile persino in casa essere fratelli e sorelle, però la rivoluzione voleva la fraternità. Poi la Costituzione italiana l'ha tradotto in solidarietà, subito dopo, tra i principi, dopo l'Italia è una repubblica democratica, subito l'articolo 2 si riconosce attraverso l'obbligo, il vincolo inderogabile
la politica ha il dovere di fare in modo che nessun talento venga sciupato, che nessuna volontà venga frustrata. La Costituzione dice i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzo, devono essere sostenuti fino ai livelli più alti, devono poter frequentare fino ai livelli più alti di istruzione. Quindi un principio, come diversi principi non pienamente attuati, ma se c'è un compito davvero che la politica deve continuare a mantenere forte, vivo, e che vorrei che la Sardegna tenesse forte, vivo e che è sempre ben presente, sul quale si impegnarsi al massimo, è proprio questo, no? di garantire a tutti la possibilità di non sciupare la propria vita. Ciascuno ha un tesoro di forza, di volontà, di capacità, di intelligenze, di desideri anche, di aspirazioni, e troppo spesso viene distrutto, frustrato, cancellato dalle difficoltà che la politica invece ha il dovere di permettere di superare. L'ho fatta un po' lunga, però c'è dentro qualche consiglio e c'è qualche monito per me stesso che è per tutti noi, ma per me stesso che sono qui oggi prendendomi una responsabilità politica più ampia di altri, e per tutti noi che comunque stiamo discutendo di politica. Ecco, la politica ha davvero questo compito di prendere ogni persona, ogni essere umano, ogni individuo e aiutarlo a svolgere compiutamente, nel migliore dei modi possibili, la propria vita. E questo non può accadere sgomitando, non può accadere prevaricando l'uno sull'altro, non può accadere imbrogliando, non può accadere rubando, non può accadere sfruttando, non può accadere proprio usando la violenza. Deve accadere, come stiamo dicendo, in maniera, vivendo in sintonia, vivendo in amicizia, in solidarietà, in pace, e davvero seguendo tutti insieme un percorso collettivo, perché non se ne esce da soli dalle difficoltà, non se ne può uscire solamente se la nostra difficoltà è portata dentro un progetto collettivo che riguardi superare le difficoltà per tutti quanti. Scusami. No, non mi sono fermato per gli applausi, mi sono fermato perché stavo cercando di riunire i pensieri e volevo ripartire dalla fine. Ha detto, ma ci sono le elezioni regionali con una forma di governo del presidenzialismo, si elegge il presidente della regione. Ne parlavo anche stamattina per caso, così con degli amici. Si elegge il presidente della regione, in questo caso ci sono 4 candidati, ma immaginiamo che ce ne sia un candidato tra questi che abbia meno probabilità, meno seguito, che possa prendere pochi punti percentuali, e immaginiamo che ce ne siano altri 3 che pareggino i loro voti, che magari prendano il 33% ciascuno. È assurdo, no? 33% ciascuno, ma che uno di loro prenda un voto in più. In teoria, se fossimo in un sistema proporzionale, ciascuno dovrebbe rappresentare il 33% degli elettori. Invece nel nostro sistema elettorale, quello sardo, che poi non l'abbiamo scelto noi perché non abbiamo ancora fatto una legge statutaria che ci permetta di scegliere la forma di governo che vogliamo, ma stiamo ripetendo pedissequamente la legge nazionale. Ci sono 3 candidati, prendono il 33% ciascuno. Ciascuno dovrebbe rappresentare il 33% degli elettori, e invece ce ne sarà uno che prende un solo voto in più e lui prenderà il 55% dei seggi nel Consiglio regionale, e cioè su 60 ne prenderà 33. Gli altri 2 se ne divideranno i rimanenti 27, diciamo 13 ciascuno. Per cui ci sarà uno che prende il 33% e che prende 33 seggi,
e le persone che hanno scelto lui avranno 33 seggi a rappresentarli. Le altre persone che hanno scelto, che hanno anche loro votato un candidato che ha preso il 33%, ne avranno solo 13. Per cui ci saranno persone che, la cui rappresentanza, la cui rappresentatività vale 3 volte tanto. E ci sarà comunque un signore che governa con il 55% dei seggi, avendo solamente 1/3 degli elettori. E se certamente se fossero andati a votare solamente la metà, come sta succedendo, governerà per 5 anni col 16%. È un estremo, però è quello che accade o si avvicina a quello che può accadere. È il presidenzialismo, cioè l'idea di dare un premio di maggioranza affinché possa essere garantita la governabilità. Nelle democrazie parlamentari c'è questa dicotomia, questo dibattito. È più importante la governabilità o è più importante la rappresentanza? È più importante una democrazia che decide e quindi la governabilità che decide, che possa decidere, che non si attardi troppo, che non arrivi mai a decidere, o è più importante la rappresentatività e la possibilità quindi di portare avanti la discussione, di vedere la partecipazione di tutti. Quindi una democrazia che decide, una democrazia che partecipa maggiormente. Non è risolto il tema, non era risolto nei comuni e poi si è deciso di risolverlo con l'elezione diretta dei comuni, del sindaco. Non era risolta nemmeno nelle regioni. Noi abbiamo una storia dell'autonomia regionale. Io mi stupisco quando sento parlare anche di presidenti della regione importanti che hanno fatto grandi cose, facevano governi di 12 mesi, 14 mesi. Io ci ho impiegato degli anni a capire bene, insomma, a fare qualcosa. Penso che 5 anni siano pochi per fare qualcosa. Nella mia esperienza avrei voluto ripetere i 5 anni successivi. Non so come si possa incidere davvero, incidere, portare avanti le cose con un tempo così breve. Però certo si porta dietro delle incongruenze, delle conseguenze. È il fatto che dai un mandato ad un signore e poi se questo signore non si dimostra diverso da quanto aveva promesso, se si dimostra anche incapace o comunque inaffidabile, per poterlo sostituire devi mandare tutti a casa, devi interrompere la legislatura e diciamo il Consiglio regionale o un Parlamento quasi mai ha la forza di interrompere il mandato e di tornare a votare. E quindi è un meccanismo, è un tema che non ha una soluzione. In questo momento si è deciso che in un mondo così veloce, così complicato, in cui la competitività è importante, dove molte decisioni debbono essere anche prese velocemente, eccetera, e si è deciso che la governabilità sia forse da preferire alla partecipazione, all'approfondimento del dibattito. Però non è detto che sia per sempre. Però è interessante quello che ha detto. Insomma, va bene, ci becchiamo il presidenzialismo. Poi io dico, a livello di un comune, certamente non è così pericoloso, no? L'elezione diretta del sindaco, anzi. A livello di una regione, l'elezione diretta del presidente della regione, ma rispetto al passato ne abbiamo visto le complicazioni. È pericolosa, ma fino a un certo punto, e forse i vantaggi posti certi limiti sono più degli svantaggi. Certamente a livello nazionale un presidente eletto direttamente che finisce per avere maggior visibilità, maggiori poteri dello stesso presidente della Repubblica, che può sciogliere il Parlamento, che nomina i ministri e li manda a casa in
velocemente, senza dover rendere conto a nessuno. È una concentrazione dei poteri che abbiamo visto solamente in tempi che poi non ci sono piaciuti e che si sono voluti cancellare definitivamente dal nostro percorso politico. E quindi vedo anch'io con paura, come un grandissimo pericolo, il fatto che questa cosa possa succedere. Ed è un tema importante in questo momento che due persone, Giorgia Meloni e Salvini, Giorgia Meloni vuole il presidenzialismo, Salvini vuole la secessione dalla Padania, anche se ora la chiama autonomia differenziata, si scambiano questi favori, ognuno distrugge un pezzo di Costituzione, una l'unità nazionale e la specificità delle regioni a statuto speciale, l'altra vuole distruggere l'equilibrio dei poteri e il sistema parlamentare che noi abbiamo scelto al momento in cui abbiamo superato il 20 anni di dittatura. Quindi c'è il pericolo di questo scambio scellerato, no? Io ti do la secessione o l'autonomia differenziata, però tu mi dai il presidenzialismo. E quindi è un momento di necessità di grande attenzione, di vigilanza democratica, si diceva una volta, in cui tutti noi dobbiamo stare attenti e combattere questa possibilità. Ma tornando alla Sardegna, tornando alla nostra regione, c'è qualcosa che può mettere assieme il presidenzialismo, quindi questa scelta di governo, questo premio di maggioranza, il fatto che se il Presidente si dimette effettivamente tutto il Consiglio regionale va a casa e si deve rivotare. C'è qualcosa che può mettere d'accordo questa democrazia governante, ma anche la possibilità di partecipare, l'ha detto benissimo, di fare in modo che poi ti giri, ti accorgi che invece sei solo, sei stato molto bravo, molto visionario, molto capace di andare avanti, però poi ti accorgi che sei solo e la politica è esattamente il contrario di rimanere solo, è un percorso che si deve fare a tutti insieme e non scollegarsi dalla realtà e dal sostegno degli elettori. Cosa si può fare quindi per evitare questo, per evitare di separare questi due momenti, insomma, chi ti chiama a rappresentare e a governare e tu che devi continuare a rappresentare e governare ascoltando, governare per loro e governare al servizio, quindi ascoltando continuamente, non accontentandoti di ascoltare una volta ogni 5 anni, ascoltando continuamente. Qualcuno diceva camminare, andare avanti, ma continuando ad ascoltare, camminare ascoltando. Che è questo che vorrei fare, che è questo che è necessario fare. La Regione approva una legge, la legge più importante si chiama la legge statutaria, la approva autonomamente. Dovrebbe essere proprio il documento più importante in cui ci diciamo autonomamente, senza discuterlo con lo Stato, chi siamo, chi vogliamo essere, come ci definiamo, quali sono i valori fondamentali. E poi diciamo anche che forma di governo vogliamo, i poteri del Presidente, della Giunta, del Consiglio regionale, i poteri, la partecipazione paritaria dei diversi generi alla politica, la regolamentazione del conflitto di interessi, ineleggibilità, tutti aspetti importanti della vita pubblica. Ma io vorrei, e l'abbiamo scritto nel nostro programma, che alla normale articolazione dei poteri, e cioè il Presidente, la Giunta, il Consiglio regionale, poi la pubblica amministrazione locale, province, comuni, venisse aggiunta una parte importante che è la partecipazione democratica.
non è una cosa di poco conto, l'abbiamo capito, e non è nemmeno una cosa trascurata dalla politica europea, ad esempio. Oggi i fondi europei devono essere spesi in una parte importante nell'assicurare la partecipazione democratica. Non solo, le decisioni importanti nella gestione dei fondi europei, qualcuno di voi se lo ricorderà, prevedono la partecipazione del cosiddetto partenariato, cioè il tavolo del partenariato, e cioè il programma europeo si discute col tavolo del partenariato, non lo discute solamente il Presidente della Regione, la Giunta e così via, e i tecnici. No, lo si discute, deve essere approvato dal tavolo del partenariato e di tanto in tanto ci si confronta col tavolo del partenariato, cioè sindacati, organizzazioni datoriali, associazioni di volontariato, tutto la rappresentanza del mondo vasto della società civile, proprio per fare in modo che la politica non sia in una torre d'avorio distaccata e lontana dalla vita viva di ogni giorno. Insomma. È strano che l'Europa da così lontano abbia in mente questo, chiede di investire nel massimizzare, nel far crescere la partecipazione democratica e adesso con i fondi straordinari del dopo Covid ci chiede di investire di più perché è un pericolo per le democrazie che vada a votare solo il 50%. Se scendi ancora un po', una democrazia non si tiene, no? Con un 40% di persone che vanno a votare e quei pochi che, come abbiamo visto prima, poi comandano su tutti. Quindi la partecipazione democratica, aumentare la partecipazione democratica e quindi nella nostra legge statutaria possiamo scrivere, proprio scolpire che devono essere assicurate forme di partecipazione democratica. Tavoli in cui periodicamente il Presidente e la Giunta continuano a incontrare, sentire, confrontarsi, discutere. Poi certo c'è una responsabilità che deve decidere e la decisione non deve essere condivisa e non deve essere inarrivabile, ma non può essere che si decida fuori, lontano dal pensiero costantemente aggiornato delle persone che vuoi rappresentare e che sei chiamato ad amministrare. Quindi questa è la mia risposta per ora. La risposta è una legge statutaria che deve essere approvata, perché senza la legge statutaria noi non stiamo decidendo che forma di governo vogliamo, non stiamo dicendo nulla sulla parità di genere, non stiamo dicendo nulla su tanti temi che ho provato a dire. Senza la legge statutaria non possiamo inserire questo tema fondamentale che non ha fatto parte finora della politica sarda, e cioè garantire forme diverse di partecipazione democratica, garantire a livello regionale e anche a livello comunale. I comitati civici, comitati di quartiere, associazioni, non possono essere escluse, non possono essere inascoltate, sono un pezzo proprio costante, una ricchezza costante che può essere messa in gioco attraverso le forme cosiddette di sussidiarietà orizzontale, ma sono anche una ricchezza di pensieri, di pensieri laterali, no? Di quello lì che diceva guarda che ti sei dimenticato che il cavallo non deve sbavare se non ha il morso. Io conosco anche la storia di un signore, quei signori che guardano i cantieri, no? Quando gli anziani guardano i cantieri, gli fa piacere guardare i cantieri, e ce n'era uno che guardava il cantiere della cupola del Duomo di Firenze, la cupola di Brunelleschi, la guardava, alla fine ha detto guarda che è sbagliata, non è tanto proporzionata, forse è un po' troppo bassa. E aveva ragione, Brunelleschi l'ha citato nelle sue storie, dicendo che questo signore che guardava il cantiere gli ha fatto correggere la cupola. Quindi figuriamoci se abbiamo davvero il dovere di ascoltare. La sto facendo lunga, ma non mi voglio sottrarre invece al resto delle domande e anche a uno sguardo generale, insomma.
l'ha già fatto bene Gabriele. Noi siamo qui con un pensiero nuovo. L'idea è che la Sardegna possa meritare di avere una scelta diversa tra la destra e l'estremismo demagogico, populista, ambiguo, giustizialista dei 5 Stelle. E soprattutto diciamo due pensieri che nascono, due proposte che nascono da imposizioni romane, e imposizioni che non hanno nulla a che fare rispetto alla possibilità di scegliere il meglio per la Sardegna, o rispetto alla possibilità di fare in modo che i sardi, loro stessi, i cittadini sardi, possano decidere sul loro futuro, a partire dal decidere a chi affidare la responsabilità di governare questa regione per 5 anni. È in totale evidenza, chiunque abbia letto i giornali, che c'è Giorgia Meloni che sta imponendo Truzzo, è in totale evidenza che c'è il signor Conte che ha imposto la candidata dei 5 Stelle. Ora, da questo non ne può nascere nulla di buono, perché quelle due persone non rappresenteranno i sardi che li hanno scelti, rappresenteranno le persone a cui devono riferirsi, rappresenteranno i loro capi che li hanno scelti per rappresentare loro, non per rappresentare noi, per rappresentare i loro interessi, sia che siano interessi di destra, di aumentare i poligoni militari, di continuare con queste attività militari sempre più dannose, eventualmente accettare che dentro un poligono militare ci sia il deposito nazionale delle scorie, accettare la cancellazione della nostra specialità regionale attraverso l'autonomia differenziata, accettare che non che ci sia la zona franca, ma che si siano ripresi anche la competenza che la Sardegna aveva per la zona economica speciale, cioè zone di fiscalità di vantaggio nelle zone portuali e nelle zone industriali. Quindi l'idea della destra romana è assolutamente inaccettabile secondo noi per la Sardegna, e lo stesso è l'idea ambigua di Conte, che non è la sinistra e non è il centro-sinistra. Noi non l'abbiamo mai considerato del centro-sinistra e tantomeno pensiamo che possa rappresentare il centro-sinistra. Lui, quando ha potuto governare, ha governato con Salvini, ha governato ed è responsabile delle leggi di Salvini, del respingimento nel Mediterraneo, della chiusura all'immigrazione, dell'ossessione per la sicurezza, la polizia, la libertà di sparare a chi ti entra in casa, l'idea di legittima difesa come libertà di sparare, di reagire in maniera insensata. No, quel modo lì non dovrebbe far appartenere all'idea della sinistra e tantomeno del centro-sinistra. Eppure in Sardegna la politica ormai trasferisce in Sardegna queste due scelte che non sono più nemmeno scelte che entrano tanto nel merito e non sono più nemmeno tanto fondate su davvero i valori, perché a che valori si riferisce oggi chi vota Conte che ha votato per Salvini? A che valori si riferisce oggi chi vota Conte che ha fatto le cose che ha fatto e che potrebbe continuarle a fare domani? Perché non distingue tra Biden o Biden, come lo vogliamo chiamare, e Trump, tra il comportamento, nel caso di una sconfitta, di Trump, che quasi ha messo in fibrillazione, in pericolo le istituzioni americane, e un democratico avanti con gli anni come Biden. Quindi la Sardegna merita di più di questa polarizzazione e queste due scelte imposte. È quello che stiamo cercando di fare per il 25 febbraio, quello che proponiamo, quello che portiamo all'attenzione degli elettori sardi è un'idea diversa, che ci possa essere uno spazio ampio di persone che magari hanno anche votato per il centrodestra, ma hanno votato magari quasi per automatismo, per tradizione familiare, perché hanno sempre pensato di essere di centro o di destra, ma oggi vogliono essere anche
vogliono prestare più attenzione ai progetti, ai programmi, a chi li presenta, a chi li garantisce, a chi si prenderà o a chi dare la responsabilità di portarli avanti. E lo stesso vale per chi si nasconde da tanti anni dietro bandiere che ormai si sono un po' usurate, o dietro progetti politici come quello del Partito Democratico, che aveva una grande ambizione di mettere assieme le due grandi culture politiche del Novecento, ma in realtà quell'ambizione, alla fine, qualcuno dice, state attenti che dietro la Todde ci sono personaggi che, dietro un volto nuovo, sono personaggi vecchi che conosciamo, personaggi che ormai non rappresentano più nessuna delle due culture politiche del Novecento, rappresentano se stessi, rappresentano loro stessi, rappresentano solamente l'ambizione personale di avere del potere. E quindi un'idea diversa che mette da parte questi due estremismi, questi due polarismi e mette invece al centro un progetto per la Sardegna, un'idea di futuro per la Sardegna, come superare l'emergenza e come costruire invece una situazione economica, sociale totalmente diversa, una Sardegna che supera la povertà, che supera il ritardo di sviluppo, che supera il ritardo nella qualità del lavoro, nel tipo di lavoro, nel lavoro instabile, mal pagato, stagionale, che sia capace di creare il lavoro che manca e di migliorare il lavoro che c'è e soprattutto che sia capace di non tenere fuori nessuno. Tutte le persone che oggi un lavoro lo vorrebbero, ma magari non hanno più nemmeno le capacità per fare un lavoro. L'Europa dice non sono occupabili, non gli è stata data nessun livello di sapere, di conoscenza o di formazione che li renda adatti al lavoro. E quindi la politica deve occuparsi di recuperare tutte queste persone, non di assisterle e basta e di tenerle sotto il gioco dell'assistenza. Deve fare lo sforzo ulteriore di ridargli la dignità della capacità lavorativa e di rimetterle nel mondo del lavoro e quindi nella pienezza della vita sociale, nella pienezza della possibilità di partecipazione democratica. Questo è il senso del lavoro che stiamo facendo in questi mesi, per il 25 febbraio e per il futuro. Un lavoro che altre regioni hanno compiuto prima di noi, la Valle d'Aosta, il Trentino, le altre regioni a statuto speciale, hanno una loro forza politica regionale, che poi si confronta anche con forze politiche nazionali, naturalmente per le elezioni nazionali, ma nella nostra regione vogliamo guidare noi, prenderci la nostra responsabilità, partire dalla comprensione dei nostri bisogni, del nostro territorio, delle nostre geografie, prenderci noi la possibilità, la responsabilità e fare noi il capolavoro della nostra politica, no? Mettere noi in campo i nostri talenti e non farceli calpestare dalle decisioni altrui. Quindi non è molto diverso da quello che altre regioni hanno fatto, noi lo stiamo facendo in ritardo. E c'è da dire che chi l'ha fatto prima di noi oggi sta meglio di noi, ha più competenze di noi, ha forme di governo migliori delle nostre e hanno delle società più ricche delle nostre, più istruite, con una sanità migliore, più vicine alle regioni più ricche del nord Europa ed anche del nord Italia. Quindi questo è il nostro percorso. Perché lo vogliamo fare? Perché oggi? Perché le urgenze sono tali da richiedere veramente un impegno nuovo, perché mentre siamo abituati a delle stagioni in cui i diritti sono cresciuti, stiamo vedendo diritti sempre più non rispettati. Certamente il diritto alla salute, certamente il diritto all'istruzione, stanno chiudendo le scuole, certamente anche il diritto a un lavoro stabile, ben remunerato, i salari stanno diminuendo, ormai si parla, il problema non è più tra avere un lavoro e non avere un lavoro, il problema è anche avere un lavoro ma avere un lavoro povero, lavori che diversamente dal passato non bastano più per far crescere una famiglia.
E quindi questi 3 diritti in Sardegna oggi sono assolutamente sotto scacco, non rispettati, e quindi su questo occorre lavorare. Ma l'urgenza è dovuta anche al fatto che stiamo vivendo un momento straordinario. Dopo la pandemia, dopo la recessione, dopo l'Europa in crisi economica, l'Europa ha lanciato un progetto importante, si chiama l'Europa della nuova generazione. E per questa Europa della nuova generazione ha messo un'iniezione di liquidità e di risorse disponibili a diversi livelli, statali e regionali, come non si erano mai visti. In questa regione noi, l'abbiamo già detto tante volte, abbiamo per il periodo 2020-2027 una quantità di risorse che sono più di 3 volte, quasi 4 volte le risorse che avevamo avuto negli anni 60 per il cosiddetto piano di rinascita. Solo che allora li dovevamo spendere in 12 anni, ora li dobbiamo spendere nei prossimi 3 anni o, sforando i tempi, massimo 5 anni, perché dovevamo spenderli nel periodo 2023-2027 e ora siamo al 2024 e non abbiamo ancora speso un euro. La Sardegna ha bisogno di tante cose, ma non stiamo spendendo né i soldi europei e nemmeno i soldi propri del bilancio regionale. Ci sono circa 3 miliardi di euro non spesi. E quindi c'è questa urgenza di avere una montagna di soldi da investire per trasformarla questa regione. L'opportunità quindi di farlo è la distrazione della politica che era assente, è stata assente nell'opposizione alla destra in questi anni in Consiglio regionale, ma soprattutto è stata assente nell'aprire un dibattito, nell'aprire un confronto, nel cercare di elaborare insieme un'idea di Sardegna e di oggi e del futuro. E questa urgenza è talmente pressante, secondo me, perché l'opportunità è storica per la nostra regione. Un sacco di soldi e un modello di sviluppo diverso. Un modello di sviluppo che nasce, che l'Europa propone e che sembra ritagliato per noi, che ci dice: guardate che l'ambiente, l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alla qualità ambientale è importantissima. Guardate che è importantissimo nella transizione verde avere attenzione alla qualità dell'aria, dell'acqua, al contrasto ai cambiamenti climatici. Occorre avere un'agricoltura più verde, meno chimica, meno fitofarmaci, che si accontenta di produrre di meno ma vuole maggiore qualità. Maggiore qualità vuol dire più salute. Vuole un'agricoltura che non finisce con materie prime ai bordi del campo, vuole un'agricoltura che dice che parte dalla campagna e finisce nella forchetta, nel piatto, e quindi che deve tracciare, deve garantire qualità, deve assicurare vicinanza tra la produzione e il consumo, deve essere certificato ogni aspetto dalla produzione, da come si produce, dal rispetto di chi lavora, persino il rispetto degli animali, il rispetto dell'ambiente, il rispetto del lavoro nella trasformazione, il rispetto anche del giusto compenso in ogni parte della trasformazione, da chi coltiva fino a chi fa la prima lavorazione, a chi commercializza. E sappiamo dov'è oggi il valore, è tutto sulla commercializzazione, non sulla produzione primaria. Insomma, in questa idea di Europa che suggerisce una transizione verde c'è un futuro migliore per la Sardegna. E c'è un futuro migliore per la Sardegna in questa Europa che parla di transizione energetica, che parla di transizione digitale, dove appunto le tecnologie digitali ci possono far fare un salto velocissimo rispetto al passato. E per tanti aspetti non siamo più un'isola. Noi non siamo più un'isola, in rete non ci sono periferie né centro e non siamo più un'isola noi come regione, ma non siamo più un'isola noi nemmeno nei paesi più piccoli o più remoti.
per quello che riguarda il mondo digitale, i nostri paesi smettono di essere periferici e marginali se costruiamo le reti. Ma la cosa più importante, e che avete citato, è che l'Europa ci ricorda, guardate che il mondo di oggi è sempre più governato dalla conoscenza, dal sapere a tutti i livelli. Non si può vivere senza un livello adeguato di conoscenza, di sapere tecnologico, umanistico, artistico. Questo innanzitutto perché abbiamo bisogno di cittadini più consapevoli, più capaci di un pensiero critico, capaci di una maggiore partecipazione politica e democratica. Cittadini anche, cittadine che si portano dietro questo bagaglio, a volte anche di abilità, di saperi materiali, ma che garantiscono la possibilità a tutti di avere un lavoro buono e ben retribuito. E con i livelli più alti di conoscenza ci possono essere innovazione, la capacità di creare nuove imprese, di competere, di stare al passo con i sistemi economici e sociali più evoluti, più avanzati, rispetto al quale noi abbiamo una distanza che anziché colmare stiamo crescendo. Quindi la nostra ragione, la nostra proposta è esattamente questo: dire che vogliamo costruire la più grande opera pubblica che la Sardegna abbia mai pensato, e cioè portare il livello di istruzione al livello dei paesi europei, sapendo che l'istruzione pubblica, il diritto allo studio davvero garantito, non perdere per strada nessuno, sollevare ogni famiglia dalla fatica di garantire la frequentazione della scuola ad ogni livello per i propri figli. Questo qui è il più grande gesto di uguaglianza sociale, perché comunque il riscatto sociale, il riscatto sociale passa principalmente, forse solamente dalla scuola. Non ci può essere riscatto senza scuola, senza istruzione, senza liberarsi proprio dal ritardo nel livello di istruzione. Quindi noi stiamo cercando di fare questo: sollevare il livello di istruzione e creare una nuova possibilità di crescita, di occupazione, di lavoro buono attraverso questi temi della rigenerazione, della transizione verde, della transizione energetica, che è fatta per noi, non per farcela rubare, della transizione digitale, che è una competenza che noi iniziamo ad avere in Sardegna. C'è tanta gente che lavora su questo, anzi forse è la più grossa cluster industriale che esista oggi in Sardegna, in certe zone del Cagliaritano, in certe zone del Sassarese, e altre cose continuano a crescere. Attorno a queste idee nuove, questi valori nuovi e a questa quantità di risorse straordinarie c'è la possibilità di costruire una Sardegna totalmente diversa. Per questo siamo in giro da tempo, per dire che è ora di mettere da parte la rassegnazione, per parlare soprattutto a quel 50% di chi che non vuole andare a votare. Mettete da parte la rassegnazione, mettete da parte lo sconforto, mettete da parte l'idea che tanto non cambia nulla o che la politica sia tutto uguale. Non è vero che non cambia nulla, può cambiare tutto. In certi momenti, anche nella nostra storia recente, è cambiato tutto e c'è la possibilità di far cambiare tutto. Ed è solamente nelle nostre mani, nelle nostre responsabilità. Abbiamo risorse, talenti che devono essere liberati, capacità, idee, passioni, intelligenza, né più e né meno degli altri, un'intelligenza su cui costruire, su cui investire, un'intelligenza da educare, da arricchire. La risorsa più importante che la Sardegna abbia, l'intelligenza dei bambini e bambine che nascono e che devono essere messi in condizione davvero di fare il meglio della propria vita. E se fanno il meglio per la propria vita, lo fanno per loro, ma lo fanno per la nostra comunità. Perché è una comunità più istruita, più ricca tutta quanta, non solo singolarmente.
è la possibilità di lavorare, di creare imprese, di assicurare lavoro migliore, meglio pagato, più sicuro, più stabile. Verrà da sola quella sicurezza e quella possibilità che in altri tempi abbiamo pensato che ci venisse data dagli altri, ma non ci è stata data. Qualche volta ce l'hanno fatta vedere, ce l'hanno fatta immaginare, ce l'hanno fatta vedere come un fumo di paglia, lo conosciamo qui a Macchiareddo, l'abbiamo vista a Porto Torres, l'abbiamo vista ad Ottana, l'abbiamo vista in tante occasioni, no? Quest'idea di sviluppo delle partecipazioni statali, delle grandi imprese, della grande industria che arriva e che risolve. È stata una fiammata ed è subito sparita e ci ha lasciato sconforto e desolazione. Adesso c'è una possibilità nuova, governata da noi, nella nostra responsabilità, su temi che conosciamo, perché la tutela ambientale o vivere in sintonia, in armonia con questo ambiente è un tema che conosciamo. Occuparci di transizione energetica è una risorsa che abbiamo. Occuparci di istruzione è una risorsa che abbiamo. Occuparci di innovazione, di creatività è una risorsa che abbiamo. Siamo noi, non ce lo deve portare nessun altro. E i capitali vengono messi finalmente a disposizione non da speculatori o non da uno Stato che si distrae o che ci impone poi il suo pensiero, ma vengono messi a disposizione dalle politiche europee e sono come non abbiamo mai visto e sono lì che ci aspettano. Per dire la verità stanno aspettando dal 2020 e siamo al 2024 e non abbiamo speso neanche un euro. E non possiamo vivere in futuro con questo rimpianto, no? Perché sarà il futuro del rimpianto. Lo potevamo fare e non l'abbiamo fatto. Potevamo partecipare e non abbiamo voluto partecipare. Potevamo metterci in gioco e non ci siamo messi in gioco. Potevamo davvero cambiarla la Sardegna, ma abbiamo lasciato passare, abbiamo lasciato correre. Noi stiamo facendo una grande fatica dicendo non lasciamo passare, non lasciamo correre. Abbiamo una grande opportunità, cogliamola. Mettiamo da parte lo scoramento, la paura di un'altra delusione, mettiamo da parte i massimalismi, mettiamo da parte le prepotenze e mettiamoci in cammino insieme. Questa è l'idea che ci sta coinvolgendo in questi mesi e speriamo anche oggi di aver fatto un pezzo di questo cammino e di aver sollecitato con voi non c'era bisogno, ma che magari insieme ci siamo animati di un po' di forza in più per sollecitare la partecipazione degli altri, sollecitare l'apatia degli altri e la sfiducia degli altri. Chiamiamoli a partecipare, proviamo a spiegare il senso e l'importanza della loro partecipazione oggi. Spieghiamoli che non è solamente un voto per il consigliere regionale amico. Spieghiamoli che c'è molto di più in ballo di 5 minuti di distrazione. C'è in ballo la possibilità di fare tantissimo della nostra vita, per noi stessi, per i nostri figli che voi avete citato e per la Sardegna intera che abbiamo l'occasione di poter cambiare. Grazie a Renato per questo intervento, grazie a Renato per essere venuto oggi ad ascoltare, prima di tutto, prima ascoltare e poi parlare e ovviamente per esserti messo in gioco, esserti candidato ad avere il nostro peso sulle spalle. Credo che occasioni, io l'ho detto, l'ho scritto quando insomma ho invitato un po' di amici, conoscenti, concittadini, era un'occasione, credo sia stata un'occasione importante perché
abbiamo parlato di tanti temi profondi. Non è stato un incontro, come dire, leggero, no? Anche le parole che, come dire, che sono venute fuori, solidarietà, fraternità, merito, conoscenza e riscatto sociale, oltre che appunto tante cose da fare come la legge statutaria, evitare l'arrivo di scorie nucleari o contrastare l'allargamento di poligoni, eccetera. Sono tante cose che abbiamo discusso e che non sono leggere. Governare la nostra regione significa anche poi chiaramente entrare in tanti aspetti che riguardano le vite di ognuno di noi. Qualcuno l'ha citato negli interventi. Abbiamo un'azienda che si chiama ARST e che deve fare servizio pubblico e deve accompagnarci anche fuori dalle linee scolastiche nei centri che sono diventati centri di servizi, di attività, e questi sono aspetti che un assessorato ai trasporti che ha visione deve tenere in considerazione, così come tutto ciò che ruota attorno ai nostri 3 aeroporti, che sono stati oggetto recente di interessi importanti e che sono la porta principale oggi, se vogliamo pensare a una nuova continuità territoriale, a una migliore continuità territoriale, che magari poi è la vecchia, comunque una migliore rispetto a quella attuale, sia appunto per quanto riguarda il traffico aereo, sia per quanto riguarda il traffico marittimo, che ha i suoi impatti sul turismo, che ha i suoi impatti sulla nostra capacità di poter conoscere il mondo, di accogliere Tatsuki e tutti gli altri che arrivano da fuori Sardegna, o la nostra capacità di poter esportare cibo e di importare ciò di cui abbiamo bisogno. C'è un altro aspetto che mi sta a cuore, poi non mi dilungo tanto, però secondo me è importante dirlo anche questo. C'è un'altra realtà che sta all'interno del panorama della Regione Sardegna. Abbiamo parlato del diritto allo studio, che è sacrosanto e su cui nessuno qua penso che, come dire, abbia nulla da ridire. C'è un altro diritto che ormai, non lo so, è fuori dalle agende, non dalle nostre, ma è fuori dalle agende della politica, che è il diritto all'abitare. Noi abbiamo un'agenzia che si chiama AREA, Agenzia Regionale Edilizia Abitativa, che gestisce decine e decine e decine di migliaia di abitazioni dove abitano, oserei dire, almeno 100.000 sardi. Ecco, anche loro hanno un minimo di dignità da dover mantenere. Io conosco la situazione delle abitazioni di area Serramanna, vedo i colleghi sindaci che annuiscono perché non sono diverse le situazioni altrove. Ecco, dobbiamo ridare, non dobbiamo premiarli, non dobbiamo fare chissà che, dobbiamo semplicemente restituire dignità a chi gli piove in casa, a chi non ha l'acqua, non gli funzionano le fogne, non vive in un ambiente salubre, non perché sia, torno a dire, un premio, perché è un diritto che ha avuto, perché ne aveva le qualità, le caratteristiche, e non dobbiamo girarci dall'altra parte. Questo vale per lo storico, ma vale anche per il futuro. C'è un grosso problema di diritto all'abitare delle nuove generazioni, delle giovani coppie, dei padri o delle madri single. Lo dico per Serramanna perché è un tema che viviamo noi, perché non ci sono case in affitto, perché la capacità di ottenere un mutuo non combacia col mercato immobiliare, però è un tema. Ecco, questo tema deve tornare ad essere nell'agenda della politica della nostra regione, perché fa parte di un circolo, di un circuito che deve vedere appunto la formazione, l'ingresso nel lavoro, quindi l'ottenimento di un reddito e quindi la libertà individuale, in qualche modo l'autodeterminazione dell'individuo, la possibilità di vivere appunto per conto proprio, di mettere su famiglia, e allora
da tutte queste cose forse iniziamo anche a combattere lo spopolamento, la denatalità. Se non ci sono le premesse, se non c'è la possibilità di studiare, di costruirsi un reddito che ci consenta di guardare avanti e ci consenta di poterci affrancare dall'abitazione dei nostri genitori, di vivere da soli, di costruire una famiglia e quindi dei figli, diventiamo un popolo che non costruisce futuro, invece noi il futuro lo dobbiamo costruire. Oggi ne abbiamo parlato, parliamone, parlatene anche domani, tutti assieme. Il 25 facciamo quello che dobbiamo fare, convinciamo gli altri a fare quello che va fatto e il 26 iniziamo a costruirlo questo futuro. Grazie a tutti.